Ministro Bellanova e Faraone incontrano prefetto, sindaco e attivisti. In aumento i contagi e i ricoveri. In provincia altri 3 comuni in lockdown, Comitini, Racalmuto e Siculiana. Dal 3 aprile partono le vaccinazioni nelle chiese. Oggi il commissario per l'emergenza sulla pandemia in Sicilia. Dopo il brusco stop imposto alla Consortile, i sindaci del Lati sbottano contro Agrigento e Favara. Pressing della Procura su Regione e Comune di Agrigento. Devono attivarsi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Teresa Bellanova e il Presidente dei Senatori di Italia Viva Davide Faraone in visita ad Agrigento. Dopo un breve saluto con il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa si è svolto un incontro che ha visto partecipe il sindaco di Agrigento Franco Micichelli, attivisti e rappresentanti dei comitati di Italia Viva. Arturo Cantella. Ministro, qui ad Agrigento per ascoltare anche le tante istanze che arrivano dal territorio, di un territorio che nonostante tantissime fortissime presenze politiche negli anni risulta sempre abbandonato. Le istanze sono state tante, ecco, voi riuscirete come anche rappresentante del governo e di Italia Viva a fare qualcosa, a dare qualche risposta? La sfida è quella di dare delle risposte al territorio, la sfida è quella di dire abbiamo adesso risorse importanti che arrivano dall'Europa, bisogna investirle bene e bisogna investirle nei tempi utili. Investirli bene nei tempi utili significa non perdere queste risorse, ma significa anche valutare la qualità dei progetti per lo sviluppo che creano nel territorio, per la qualità e la quantità di lavoro che possono creare. Ecco, lei rappresenta anche una parte politica, Italia Viva, che tanto ha fatto, che si è impegnata fortissimamente anche nel Premier Draghi nel farlo inserire. Ecco, come situazione politica qual è il vostro progetto che intenderete portare avanti? Ma il nostro progetto è quello di lavorare per una grande area riformista e per lavorare perché questo Paese abbia una classe dirigente che sia in grado di dare risposte ai problemi delle persone. Senza le mie dimissioni non ci sarebbe il Presidente Draghi. Io sono convinta della scelta che ho fatto, la rifarei perché finalmente c'è a Palazzo Chigi una persona che è in grado di guardare in faccia i problemi e di assumere la responsabilità di dare le risposte anche quando le risposte non sono proprio quelle che noi vorremmo, però bisogna dire alle persone la verità, perché altrimenti facciamo vedere cose che poi non si concretizzano e questo crea sfiducia nella politica e nelle istituzioni. Il rapporto con Letta del PD, attuale nuovo segretario, quale sarà? Ma sarà quello che il segretario Letta vorrà avere. Noi siamo le persone che hanno assunto la responsabilità di fare battaglie molto chiare, di dire che non c'era un piano vaccinale e questo creava problemi, aggravava la situazione nel nostro Paese, di dire che c'era bisogno di un cambio radicale a Palazzo Chigi perché c'è la necessità, insisto, di guardare in faccia i problemi e di dare risposte. Siamo qui con la Vice Ministra, prima uscita in tutta Italia, proprio per testimoniare questa necessità e soprattutto creare le condizioni affinché si spendano i soldi che ci sono. In Sicilia quale progetto politico porterete avanti prossimamente? Questa è una bella domanda, ancora c'è un po' di tempo, dobbiamo aggregare tutti i riformisti e dobbiamo mettere in campo le forze migliori che ci sono in questa terra, sono tante e qui di Agrigento già ce ne sono parecchie. Michele Termini, avvocato, una scelta che lei ha fatto nel tempo con Italia Viva, come mai e quali presupposti l'hanno portata ad aderire al partito di Renzi? Beh, la scelta è dovuta anche alla mia storia di concretezza nel fare la politica. Oggi la politica non può essere soltanto chiacchiere, le solite enunciazioni dei problemi, parlare sempre di quello che sono come una riunione, come ho detto poc'anzi alla ministra Bellanova, degli alcolisti anonimi. Venire in Sicilia e parlare solo di problemi. Noi che siamo amministratori, noi che vogliamo essere classe dirigente, dobbiamo dire a tutti i cittadini quali sono le soluzioni per risolvere i problemi. Non dire sempre enunciazione di problemi e dire mancano i soldi.
Se i soldi mancano lo mette lo Stato, lo mette la Regione. Ma noi cosa proponiamo per risolvere i problemi del Porticciolo? Cosa proponiamo per risolvere i problemi delle strade della provincia di Agrigento? Cosa proponiamo per risolvere i problemi dei nostri amici agricoltori che ogni volta pagano due prezzi politici? Il prezzo politico di avere i prodotti agricoli che devono andare a finire in Italia, e questi prodotti, non avendo strade, non avendo autostrade, non avendo mezzi di trasporto, costano sempre il doppio. E quindi a scapito che cosa? Del lavoro, dei lavoratori che lavorano in campagna, e quindi qualcuno dovrà sempre pagare questo prezzo, sempre la povera gente. Quindi io sto con Renzi perché noi pensiamo alle idee e alle proposte per risolvere le problematiche, non solo per fare politica di politicanti, solo politica di enunciazione. Non ci interessa più, la gente è stanca, vogliamo risorse. Risolvere problemi e risposte, noi amministratori diamo risposte, non solo parole. La Sicilia, dopo la Toscana, sarà una regione pioniera per la coltivazione di cannabis a uso terapeutico. È stato approvato dall'Assemblea regionale l'articolo della finanziaria che autorizza la regione all'avvio di progetti per la produzione e la fornitura di marijuana terapeutica in coltivazione con le imprese presenti sul territorio. Da quest'anno inoltre la cannabis per uso terapeutico è gratis in tutta la Sicilia. A prevederlo è un decreto firmato dall'assessore regionale che prevede che sia la regione a farsi carico delle spese sostenute dai pazienti. Spetterà ai medici delle aziende sanitarie pubbliche regionali, specialisti di anestesia e rianimazione, neurologia e dei centri di terapia del dolore prescrivere la terapia per una durata massima di 6 mesi. Il Covid blocca l'ARS, finanziaria rinviata a martedì, esercizio provvisorio fino al 30 aprile. C'è il servizio. Il Covid blocca i lavori della finanziaria. L'autista del ragioniere generale Ignazio Tozzo è infatti risultato positivo al Covid e dunque lo stesso Tozzo si è sottoposto al tampone molecolare. In attesa che arrivi il risultato, previsto per martedì, i lavori sono stati sospesi dal presidente dell'Assemblea regionale Gianfranco Miccichè, che al termine di un incontro a 3 con il presidente della regione Nello Musumeci e il segretario generale dell'ARS Fabrizio Scimè ha sospeso i lavori, chiedendo a tutti i deputati di sottoporsi a loro volta a una verifica. Poi Miccichè, che era finito nell'occhio del ciclone per aver chiesto una corsia preferenziale sui vaccini per i deputati, si è lanciato in un lungo sfogo. Devo dare una comunicazione che credo che creerà qualche problema. Se prendete tutti posto, per favore. Ho appena, come mi avete visto, chiesto al Presidente della Regione di raggiungermi qua dietro, perché purtroppo ci è stata data notizia che alcune delle persone che hanno lavorato in questi giorni in Commissione Bilancio per la creazione, il lavoro sulla finanziaria, sono positive al Covid. Sono in quarantena in quanto uno di essi è positivo, quindi gli altri in quarantena. Poi qualcuno, quando qualcuno continuerà a lamentare che quando io dicevo che i politici devono fare il vaccino è perché sono uno stronzo capitalista che devo ammazzare i giovani, e gli altri, poi ne parliamo, le altre categorie, affronteremo il problema in un altro momento. Io devo capire bene che cosa sta succedendo. Abbiamo una certezza soltanto, che l'autista del ragioniere generale ha il Covid sicuramente. Mi sono talmente incazzato per il fatto che quando ho detto che dovevamo vaccinarci siamo stati presi per il culo, se ve lo posso dire. Sono talmente incazzato su questo argomento che vorrei ammazzare a qualcuno. Per cui lasciatemi stare, parliamo serenamente, non possiamo fare altro che questo, perché era sicuro che con questo tipo di lavoro, noi saremmo stati contagiati. Era matematico, non ci potevano essere dubbi, ma siamo la casta e guai chi tocca la casta, perché guai chi tocca, ci sono i poveri, ci sono gli altri, ci sono gli avvocati, ci sono i magistrati, ci sono tutti, e quindi noi siamo la casta di merda che non dobbiamo ottenere niente. Scusate se ve lo dico, ma io rischio la vita, il Presidente Saona e tanti di voi su questo maledetto argomento. La seduta è conclusa. Poi però la seduta è stata riaperta per approvare al volo una legge che concede l'esercizio provvisorio fino al 30 aprile, in deroga all'accordo con Roma, ma invocando una sorta di stato di necessità, e salva così gli stipendi.
Lo stop alla manovra arriva al termine di una giornata nella quale comunque la finanziaria era andata avanti a passo ridotto. A provocare la principale polemica di giornata è l'aumento dello stipendio del portavoce del Presidente della Regione, un incarico affidato da qualche settimana all'ex europarlamentare del Partito Democratico ed ex direttrice di Antenna Sicilia, Michela Giuffrida, che era vicina all'area poi confluita in Italia Viva. Il tetto, col voto favorevole della maggioranza e con il contributo determinante dei renziani, viene alzato a 160.000 euro lordi. Il sindaco di Corleone Nicolosi ha deciso di ritirare le dimissioni che ha presentato lo scorso 8 marzo a seguito della vicenda del vaccino anti-Covid a cui si è sottoposto a gennaio insieme ad alcuni assessori della giunta, pur non essendo inseriti negli elenchi. I capigruppo consiliari hanno firmato un documento tramite cui lo hanno invitato a continuare senza remore il percorso intrapreso. L'intero Consiglio Comunale aveva già chiesto il ritiro delle dimissioni all'unanimità. Brusco stop imposto alla nascita della consortile. I sindaci del Lati sbottano contro Agrigento e Favara. C'è il servizio. Il Consiglio Comunale di Agrigento, ma anche quello di Favara, bocciano la consortile, frenando di fatto bruscamente il percorso di ripubblicizzazione dell'acqua, ma non senza reazioni. Dura infatti la presa di posizione dei componenti dell'Assemblea Territoriale Idrica, presieduta dal sindaco di Sciacca Francesca Valenti. Si tratta di comportamenti mortificanti, si legge nella nota dei componenti del Lati, che prosegue. Continuano a difendere gli interessi di soggetti privati e i cittadini da anni vedono snaturati i loro diritti. È il momento di dire basta. Alla prossima assemblea ci presenteremo dimissionari e daremo spazio a chi certamente saprà interpretare in modo diverso le esigenze del territorio. Il Consiglio direttivo del Lati, aggiungono i sindaci, nel rivendicare gli importanti obiettivi raggiunti in questi anni dalla risoluzione della convenzione con la Girgenti Acque all'approvazione del piano d'ambito della provincia che consentirà investimenti per oltre 500 milioni di euro nei prossimi anni, prende atto della reale mancanza di volontà di procedere alla costituzione di un'azienda pubblica di gestione del servizio idrico integrato da parte di importanti comuni come Agrigento e Favara, nonché, si legge ancora nella nota, del probabile intendimento della Regione siciliana di garantire scenari alternativi che portano ad altri possibili soggetti gestori. Caso Scala dei Turchi, pressing della Procura su Regione e Comune di Realmonte. Vediamo. La conclusione sostanziale è che la Scala dei Turchi è privata perché mai di fatto acquisita da demanio o comune. E se gli enti pubblici non lo avessero appreso dalle notizie di cronaca, il procuratore capo di Agrigento glielo ha notificato. Luigi Patronaggio ha trasmesso al presidente della regione Nello Musumeci, all'assessore al territorio Salvatore Cordaro e al sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca la perizia disposta dagli esperti incaricati dal GIP Luisa Turco, che accerta la proprietà della Scala dei Turchi. Per fare un breve ripasso, è accaduto che degli esperti sono stati chiamati a rispondere a una serie di quesiti e in particolare relativi alla proprietà contesa da anni fra un privato e 2 enti pubblici. Patronaggio ha sottolineato la necessità di un provvedimento che riconosca l'utilità pubblica del bene sotto il profilo della rilevanza paesaggistica, culturale e geologica e la necessità di provvedimenti e misure per la sicurezza pubblica e per la tutela della bellezza naturale del sito, cosa che fino ad oggi gli enti pubblici non hanno fatto. E mentre il capo del PM auspica che la Scala dei Turchi in estate ritorni fruibile e sia messa in sicurezza, il sindaco di Realmonte imbraccia il fucile, innalza la bandiera e annuncia di voler proseguire la battaglia per la proprietà in sede civile. Un percorso difficilmente breve. Ma sul fatto che i periti abbiano scritto nella loro relazione le amministrazioni pubbliche non hanno messo in atto azioni volte all'acquisizione dei beni cala il silenzio. Chissà se adesso vorranno seguire il consiglio della Procura. La droga ritrovata sulle spiagge siciliane continua a essere un giallo. Altri 33 kg di hashish sono stati ritrovati sulle coste siciliane. Stavolta il carico è stato scoperto sul lungomare tra Capaci e Isola delle Femmine, nel Palermitano. Il sequestro è avvenuto grazie alla segnalazione di un cittadino ai carabinieri. L'involucro conteneva complessivamente 300 panetti confezionati con celofan e nastro adesivo in modo da rendere impermeabile lo stupefacente. Il carico venduto al dettaglio avrebbe fruttato oltre 300.000 euro.
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati recuperati oltre 900 kg di droga abbandonata, per lo più hashish e marijuana. Negli ultimi mesi ben 4 scoperte hanno riguardato le coste del Trapanese. Il 12 marzo scorso sulla battigia del comune Biscione a Pretosino sono stati trovati 10 involucri contenenti circa 1 kg e 400 grammi di hashish. Gli altri episodi nel mese di gennaio a Pizzolungo, sulla spiaggia vicino all'aeroporto di Birgi, e nella frazione di Tre Fontane nel mese di febbraio. Le indagini sono coordinate dalle procure di Palermo, Agrigento, Trapani, Termini, Imerese, Patti e Messina. 2 settimane fa la denuncia coraggiosa di un imprenditore palermitano aveva fatto scattare le manette per un esattore del pizzo. Le 2 proprietarie della palazzina che stava ristrutturando alla Vucciria gli hanno dato il ben servito. Vediamo. Palermo ancora teatro di cronaca e mafia, su delega della DDA, coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca. I finanzieri del comando provinciale del capoluogo siciliano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere nei confronti di Orazio Di Maria, classe 84, per il reato di concorso in estorsione, aggravata dal metodo mafioso per aver chiesto il pizzo ad un giovane imprenditore edile che gestiva un cantiere nel quartiere palermitano della Vucceria. L'attività costituisce lo sviluppo delle indagini che hanno portato lo scorso 11 marzo all'arresto in flagranza di reato di Riccardo Meli, bloccato dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo mentre riceveva 300 euro a titolo di messa a posto. Il mio è da giocare a mezz'ora, siamo fino a trovare, perché la sera che tirava a controllo, mi chiamano a me, mi chiamano a me, e per questo caso, no, io ho visto che quando non pagato per fare allora poi il 17% va a fare più, perché fanno finalmente, ma questo deve essere questo che vuole formare, e se non si vede tanto, se deve essere questo. Sulla base di quanto emerso allo stato delle indagini, la vittima, che aveva da poco avviato lavori di ristrutturazione, è stata avvicinata dai 2 indagati che hanno avanzato richieste estorsive sempre più esplicite, grazie alla coraggiosa denuncia presentata dall'imprenditore, costantemente supportato da un'associazione anti-racket. In pochi giorni gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria sono riusciti ad acquisire gli elementi di riscontro che hanno consentito di pervenire all'arresto dell'esattore del pizzo in flagranza di reato. Lo sviluppo delle indagini ha pure consentito di far emergere ipotesi di responsabilità nei confronti del Di Maria, che è risultato colui che ha presentato la vittima al sodale Meli e che nel tempo ha partecipato attivamente alla condotta illecita. Parallelamente alle indagini finanziarie del nucleo di polizia economico-finanziaria, in stretto coordinamento con la locale direzione distrettuale antimafia, hanno proceduto a valorizzare in chiave patrimoniale gli elementi acquisiti attraverso l'esame, il confronto e l'incrocio di informazioni estratte dalle diverse banche dati in uso. La Guardia di Finanza, accertando l'assoluta sproporzione tra i beni disponibili e la capacità economica degli indagati stessi. Nello specifico, gli accertamenti, condotti anche con il noto applicativo Molecola in dotazione a reperti investigativi della Guardia di Finanza, hanno portato a dimostrare che gli indagati ai rispettivi nuclei familiari negli anni non avevano dichiarato redditi illeciti o altre forme di finanziamento capaci di giustificare le spese e gli acquisti nel tempo sostenuti. La Procura della Repubblica ha quindi emesso un provvedimento ablativo d'urgenza in corso di esecuzione che ha consentito di sottoporre a sequestro disponibilità finanziarie, beni mobili e mobili per un valore complessivo stimato in circa 200.000 euro, tra cui figura un'impresa che gestisce un noto pub nel quartiere della Vucceria, risultato nella disponibilità di fatto del Di Maria.
A conclusione del giudizio abbreviato, il giudice per le udienze preliminari Luisa Turco ha assolto il medico cardiologo in servizio all'ospedale di Agrigento Salvatore Geraci, 38 anni, imputato di omicidio stradale. Era il 2 agosto del 2017 quando ha investito e ucciso un tunisino di 45 anni che stava attraversando la strada lungo lo scorrimento veloce parallelo a via Mazzini che conduce all'ospedale San Giovanni di Dio. Geraci, cardiologo, era diretto in ospedale a seguito di una chiamata d'urgenza per soccorrere un infartuato. Coronavirus, l'ASP di Agrigento sottolinea che sono in aumento i contagi e soprattutto i ricoveri. Vediamo. Appuntamento settimanale con il nostro aggiornamento sui dati ufficiali della nostra provincia per quanto riguarda il Covid. Come vedrete, la situazione purtroppo dalla settimana scorsa a oggi è peggiorata, perché noi abbiamo quel benedetto pachiderma che fa vedere una curva in continua ascesa. Il numero di casi positivi è cresciuto, devo dire, in maniera significativa questa settimana e questa volta, diversamente da come vi ho rappresentato le volte precedenti, anche il numero di ricoverati è aumentato, perché abbiamo dei numeri in aggiunta questa volta significativi: 10 in più in medicina Covid ad Agrigento, 2 in rianimazione in più ad Agrigento, quindi ne abbiamo 36 in medicina rispetto ai 26, come dicevo, più 10, 7 in rianimazione Covid ad Agrigento, che sono più 2 rispetto alla settimana scorsa. Anche su Sciacca noi, mentre per quanto riguarda la medicina abbiamo 12 persone, sono uguali alle 12 della settimana scorsa, però abbiamo un più 2 in rianimazione a Sciacca e quindi la situazione è sicuramente in incremento. Questo dato è figlio di un comportamento che noi non riusciamo mai a prendere, perché dopo la prima fase in cui ci siamo cullati del fatto che noi eravamo nelle province con una minore incidenza di nuovi casi positivi, questo ci ha fatto allentare un po' la guardia e quindi ci ha fatto rilassare, e i risultati purtroppo sono impietosi e non ci hanno lasciato spazio a ben sperare, anche perché vi devo dire, ma lo saprete tutti, che in questo momento abbiamo 4 comuni in zona rossa, sono Sciacca Ribera, Palma e Raffadali, e Comitini che dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Sapete anche che la variante inglese è fra di noi, speriamo non ce ne siano altre, stiamo monitorando attentamente tutti i nostri casi positivi, per cui c'è un lavoro immane da parte del Dipartimento Prevenzione, che ringraziamo per lo sforzo che sta facendo. Sapete che con la variante inglese il tracciamento va fatto nei 14 giorni precedenti, su tutti i contatti dei 14 giorni precedenti, quindi è un lavoro veramente impegnativo. Però non voglio fermarmi su questa parte, che sarebbe abbastanza demoralizzante per tutti noi. Vediamo un po' qual è la soluzione per tutto questo. La soluzione, sapete bene, che è la vaccinazione. La nostra provincia da una settimana abbondante, adesso siamo nella seconda settimana, sta vaccinando a un ritmo abbastanza importante, 600 vaccinazioni al giorno all'hub, e arriviamo anche ai 1400 nella nostra provincia. Vi dico subito che per alcune categorie noi siamo messi abbastanza bene, perché abbiamo fatto un totale sono 37.567 vaccinazioni, ma vi vorrei dare qualche dato in più, perché abbiamo privilegiato le vaccinazioni per le categorie più a rischio, quindi gli over 80 vaccinati sono 8.392 su 33.000, quindi siamo arrivati a un quarto del 25% di vaccinati degli over 80. Abbiamo vaccinato 1.657 su 1.657 ospiti di RSA, CTA e case di riposo, quindi questo target è completo ed è una cosa importante, perché sappiamo che sono le persone più fragili e quindi più deboli e passivi, cioè quelli che sono potenzialmente candidati a malattie gravi. E nello stesso tempo stiamo procedendo con i domiciliari, ne abbiamo prenotati 986, ne abbiamo fatti quasi 600, quindi diciamo che siamo anche qua a un buon livello. Si è partito già nella nostra provincia con i disabili gravissimi. La programmazione viene fatta già da questo fine settimana per poter partire a regime in tutti i distretti per i 720 gravissimi che sono arruolabili, maggiori di 16 anni ovviamente, e quindi a partire da lunedì prossimo si vaccineranno domiciliarmente, così da arrivare, noi vogliamo il più velocemente possibile, al numero totale.
Questo è una cosa che ci fa ben sperare e vorrei non convincervi con quello che vi dico io, magari voi siete tanto buoni da fidarvi, però vi porto un caso specifico. Vi ricordate che vi ho parlato di Israele, di altre realtà in cui si vaccina e ottiene un calo delle positività e quindi poi delle malattie? Abbiamo un caso tipo italiano, che è il comune di Vigiù, se non ricordo male in provincia di Varese. A un certo punto la sindaca sceglie in via sperimentale, con l'aiuto dell'ASL di quel paese, di fare una vaccinazione di massa. Questa vaccinazione di massa provoca un crollo totale dei casi di quel paese. Oggi ha 10 casi positivi nel paese, avendo vaccinato tutti. È chiaro che questo per un paese di 5.000 abitanti è un'attività che si può fare con facilità, diversa per una provincia di 420.000 abitanti, però con questo messaggio cosa vi voglio rappresentare? La soluzione assoluta per uscire fuori da questa pandemia è la vaccinazione. La provincia è sempre più in zona rossa, altri 3 comuni in lockdown. Il presidente della regione, Nello Musumeci, ha firmato l'ordinanza che istituisce 3 nuove zone rosse in provincia di Agrigento. Si tratta di Comitini, Racalmuto e Siculiana e dal 3 aprile partono le vaccinazioni anche nelle chiese. Il target di riferimento è quello di cittadini di età compresa tra i 69 e i 79 anni. Il nostro direttore Arturo Cantella. Sono 3 i nuovi comuni della provincia di Agrigento che sono stati dichiarate zone rosse dal presidente della regione Nello Musumeci e sono Comitini, Siculiana e Racalmuto. Fino al prossimo 6 aprile il provvedimento richiesto dai primi cittadini prevede anche la chiusura delle scuole. Ricordiamo che in tale zone è disposto inoltre il divieto di transito e di ingresso e in uscita anche per il raggiungimento delle seconde case. Sentiamo in merito il sindaco di Racalmuto, Vincenzo Maniglia. Cari concittadini, cari concittadine, buon pomeriggio. Ho voluto fare questa diretta streaming nella nostra lista per Racalmuto per informare di quello che sta accadendo nel nostro paese. Voi sapete che negli ultimi giorni c'è stato un aumento di contagi che ha messo un po' in allarme tutta la città e ha messo in seria preoccupazione la situazione sanitaria del paese. I numeri che però io ora ho di certo portano a 28 casi di contagio nel nostro paese. I 28 contagiati per la maggior parte sono bambini che seguono le nostre scuole, la scuola elementare e la scuola media, ma il numero si è così aumentato per effetto dei contagi all'interno delle proprie famiglie. Infatti noi abbiamo potuto constatare che le famiglie contagiate sono circa 7. Queste 7 famiglie quindi prevedono un numero di 3-4 contagi all'interno, per cui i numeri chiaramente si sono elevati. La fortuna è che, trattandosi di nuclei familiari, quindi non di contagi diffusi nella popolazione, si è in grado di poter in qualche modo circoscrivere questi focolai e chiaramente evitare che ci sia una propagazione dei contagi incontrollata. Di questi 28 casi, 2 già erano censiti prima, 26 come vi dicevo sono nati negli ultimi 2 giorni e questa cosa ci mette nelle condizioni di fare le procedure per la dichiarazione di zona rossa del nostro paese. La zona rossa viene dichiarata quando nell'ultima settimana ci sono stati contagi tali da mettere in allarme e, secondo le proporzioni stabilite dal governo, il nostro caso comincia a avere situazioni di zona rossa quando ci sono 20 contagiati in una settimana. Noi ne abbiamo avuto 26, ma la cosa che ancora deve emergere è la verifica di ulteriori altri 7 casi che sono risultati positivi, tamponi rapidi, ma che devono essere confermati
dai tamponi molecolari. All'interno di questi 28 casi ci sono alcune situazioni di sospetta variante inglese, sospetta perché il tampone molecolare deve essere poi successivamente analizzato e deve essere confermato dalle autorità. Vorrei che non si creasse quello che invece vedo nei social, cioè di una sorta di accusa dei contagiati come se fossero stati delle persone poco attente o che avessero in qualche modo cercato il virus. Voi sapete che questo virus, il Covid-19, è un virus che si diffonde in maniera veloce, lo si fa per via aerea oppure attraverso delle superfici, ma non è un virus che si va a ricercare. Il virus può colpire chiunque e io vorrei che si evitasse l'accusa o si evitasse di demandare a coloro i quali sono stati contagiati la responsabilità di quello che sta succedendo. Noi dobbiamo convivere, l'ho detto diverse volte, con il virus, almeno fino a quando non saremo tutti quanti vaccinati. Sono 38 le parrocchie dell'Arcidiocesi di Agrigento che hanno aderito alla campagna di vaccinazione straordinaria per la fascia di età 69-79 anni, da realizzarsi il prossimo 3 aprile, sabato santo. Le parrocchie hanno messo a disposizione i loro locali accogliendo l'iniziativa nata dalla collaborazione tra la Regione Siciliana, in persona dell'assessore alla sanità Razza, e la Conferenza Episcopale Siciliana, rappresentata da Monsignor Cristina. Alle parrocchie è stata chiesta la disponibilità dei locali ed è stato affidato ai parroci il compito di individuare fino a 100 persone nella fascia di età sopra indicata. Ogni parrocchia troverà le modalità migliori per avvisare i propri parrocchiani e invitarli a prenotarsi negli orari e nei giorni che verranno indicati. Tra queste la parrocchia dell'Immacolata. Le operazioni di vaccinazione inizieranno alle 8 e si concluderanno alle ore 18. A 3 mesi dalla inoculazione delle medesime dosi verrà somministrato il vaccino di richiamo. Ad Agrigento le parrocchie interessate sono quelle di San Gregorio, San Cuore di Gesù, San Giuseppe, Beata Maria Vergine della Provvidenza, Santa Gemma, San Gerlando Oratorio, San Leone, Beata Maria Vergine dell'Immacolata, Santa Maria della Pietà, le altre distribuite nei vari comuni della provincia. Ma penso che sia doveroso offrire disponibilità di dove possibile, evidentemente, no? Ecco, questa iniziativa che coinvolge sia la Regione Siciliana, con la Società della Sanità, anche in collaborazione anche con la CESI, la Conferenza Episcopale Siciliana, penso che sia veramente come un dono che riceviamo e offriamo. Bene, un servizio come tanti altri. Ecco, lo viviamo anche in questa prossimità pasquale. Già il Sabato Santo dice soprattutto speranza, non è tutto finito, no? Tutto ricomincia, no? E quindi ci auguriamo che questo passaggio sia un passaggio anche di risurrezione di vita e di apertura alla grazia di Dio, perché alla fine il Signore ha su di noi il progetto di pace, non di sventura. Dio non vuole sventura, perché è Padre e ci viene incontro. Bene, anche se qualche volta noi siamo un pochino testardi e non sempre siamo disponibili a quando pensiamo di dare lezione a Dio più che ricevere da un padre. Ci coglie l'obbedienza e ci offriamo. Bene, e spero di avere anche tante disponibilità anche dei laici, perché c'è bisogno di qualcuno che aiuti, no, ad accogliere, ecco, a sistemare un po' le cose, per quello che c'è. Ma io penso, sono fiducioso da questo punto di vista. Il legato è sempre operativo, no? E quindi dinanzi al motivo di carità si dona. Una bella iniziativa sicuramente da ripetere anche nel tempo, e facciamo anche un appello ai tanti che vogliono aderire all'iniziativa. Sì, certamente, noi certamente non possiamo, l'arco di età va dal 69 al 79 anni e certamente non i soggetti fragili,
no, e quindi offriremo man mano che si vanno prenotando le persone, devono portare per la prenotazione la tessera sanitaria, anche il numero di telefono, in modo da cogliere un po' tutti i dati necessari. E poi daremo anche loro già alla prenotazione l'orario di accoglienza quando dovranno ricevere il vaccino. Ma sempre tutto sabato santo, dalla mattina alle 8 alla sera alle 18. E questo è l'arco di tempo che mettiamo a disposizione, perché poi ci sono le celebrazioni del sabato santo, quindi ecco, da questo punto di vista siamo anche liberi di poter offrire questo servizio e poi celebrare la Pasqua. Don Giuseppe, una Pasqua anche quest'anno purtroppo triste. Ma la Pasqua non è mai triste. Per via del Covid, sì, ovviamente, è chiaro, sì, perché sì, la Pasqua è un momento di festa, di gioia, di resurrezione per i cattolici, ma dovuto al Covid le restrizioni non ci permettono di seguirlo come gli altri anni. Ma questo dipende un po' da noi, per quanto possibile, però direi che Pasqua è sempre Pasqua, è sempre questo passaggio, no? Ecco, da un modo di vivere a un altro modo di vivere, una vita nuova dovrebbe non è soltanto fisica, ma soprattutto spirituale. Dobbiamo tornare al Signore e sentirci amati da Lui e permettere a Dio di amarci e di manifestarci questo amore, soprattutto nella dimensione della confessione, dell'Eucaristia. Ecco, la Pasqua è Pasqua, e la Pasqua è una lotta tra la morte e la vita, e la vita vince, come l'amore vince sempre. Adesso la pubblicità, tra poco vi aspetto. Il commissario per l'emergenza sulla pandemia del coronavirus Francesco Paolo Figliuolo oggi in Sicilia. 2 le tappe, Messina e Catania. Vediamo. La Sicilia è la prima regione d'Italia per percentuale di dosi di vaccino anti-Covid inoculate. Il dato emerge dal report vaccini anti-Covid pubblicato dal sito del Governo nazionale. Sono state inoculate l'86% delle dosi ricevute di fronte ad una media nazionale dell'82,2%. Sono stati somministrati complessivamente 723.242 vaccini delle 840.535 dosi ricevute dall'isola. Questa mattina intanto in Sicilia è arrivato il commissario nazionale per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. La visita ha interessato l'hub vaccinale di Messina e successivamente quello di Catania. Siamo nel pieno target della campagna vaccinale. È chiaro che dobbiamo raddoppiare e arrivare intorno ai 50.000. Per fare questo bisogna trovare nuovi hub vaccinali, nuovi punti di vaccinazione. Voi sapete che c'è nel piano una strategia che prevede la capillarizzazione per andare a trovare e vaccinare nelle zone più impervie o compartimentati i grandi hub in città come Messina. Abbiamo condiviso con il prefetto, con il sindaco, con le autorità sanitarie locali la possibilità di ampliare l'offerta, perché come vedete questo posto è stato un grandissimo sforzo, ma 52 postazioni vaccinali in un'area così congestionata possono portare, già li portano, ma potrebbero portare in futuro, quando si aprirà anche la stagione turistica, dei problemi proprio fisici, di posto. E allora cosa abbiamo fatto? Velocemente, anche in questo devo ringraziare la Protezione Civile e portarvi il saluto anche del capo dipartimento Fabrizio Curcio. Cioè cosa fare? Vestire dal punto di vista logistico e con assetti sanitari un altro posto che abbiamo individuato nel palazzetto Rescifine, che è vicino la tangenziale, l'uscita allo svincolo autostradale, c'ha spazi, il sindaco gentilmente ha messo a disposizione per la propria città ovviamente, e noi lo vestiremo in tempi brevi e l'obiettivo è dopo Pasqua renderlo fruibile alla cittadinanza. L'associazione Ragazzi della Trinacria di Agrigento organizzano l'iniziativa Carrello Solidale. Il nostro direttore Arturo Cantella. Aiutaci ad aiutare, è questa l'iniziativa portata avanti nella giornata di oggi dai volontari dell'Associazione La Trinacria di Agrigento, diversi supermercati interessati all'iniziativa, che ha visto il riscontro di parecchia gente che ha donato beni di prima necessità che saranno poi ceduti alla mensa della solidarietà gratuitamente. Sì, appunto essendoci le festività a breve abbiamo pensato di voler dare questo regalo alle famiglie che in questo momento stanno vivendo un momento di difficoltà e quindi avere un pasto a tavola è la cosa più importante che ci possa essere in questi giorni, specialmente in questo periodo
dove il lavoro scarseggia e molte attività chiudono. Stiamo cercando di dare un piccolo contributo come possiamo, raccogliendo la spesa in vari supermercati abbiamo la possibilità di dare un pasto alla nostra cittadinanza. Speriamo che il prossimo anno possiamo ampliare ancora di più la cerchia dei supermercati, ma avremo bisogno ovviamente di sempre più persone perché è necessaria una presenza di fronte al supermercato. È solo oggi la donazione? Sì, abbiamo cercato di fare una cosa in grande in un'unica giornata che possa quindi recepire tantissima merce in modo tale da poterla dare alla mensa della solidarietà e poi penseranno loro a distribuirla come meglio credono. Certamente cerchiamo ognuno di noi di fare del nostro meglio per aiutare le tante famiglie che sono in grave difficoltà con la pandemia. E tutto quello che i ragazzi della Trinacria sono sempre tutti in prima fila quando si tratta veramente di dare una mano. E una mano importante è quella che dà la mensa della solidarietà, perché come sappiamo è un punto di riferimento molto importante per la nostra città e per le tante famiglie che vanno a bussare alla loro porta. Io sono molto felice di contribuire in maniera totale a queste iniziative che veramente sono sempre molto lodevoli. Speriamo di poter fare sempre meglio e di migliorarci e di aiutare in maniera capillare veramente le persone che oggi nella nostra città hanno tanto bisogno. Noi siamo qua, aspettiamo il grande cuore degli agrigentini che è veramente sempre molto attenta a queste problematiche. Come potete vedere il carrello già si sta riempiendo e mi auguro che tutti possano partecipare aiutandoci ad aiutare gli altri. Già è tanto tempo, diversi anni che ho deciso di intraprendere queste esperienze, sta andando molto bene, sono contenta. Se una può aiutare, ben venga. Sì, molti pensano a far del bene con dei biscotti, con il caffè, ma le cose essenziali in una famiglia sono le cose che si comprano quasi difficilmente, però bisogna pensarci e sapere che cosa significa avere bisogno come un capo scout come me, che quando siamo sulle montagne sappiamo quando scendiamo ai supermercati che cosa comprare. Io ho donato un chilo di sale e un chilo di zucchero. Perché penso che sia essenziale. Buona giornata. Bravissimo. Grazie mille. Gentilissima, buona Pasqua, grazie. Signora, una battuta, lei ha ritenuto di fare con questa donazione, bello? Per quel che si può si cerca di essere utili per gli altri. Grazie. E i surfisti si sono dati appuntamento per la pulizia straordinaria della foce del fiume Akragas. Vediamo. I surfisti di San Leone di Agrigento hanno provveduto stamane a pulire la foce del fiume Akragas. All'iniziativa hanno anche contribuito diversi cittadini in collaborazione con altre associazioni. Positivo il risultato ottenuto, tanti rifiuti che i volontari hanno raccolto e così avranno la possibilità di poter effettuare tranquillamente la loro attività senza il pericolo di procurarsi delle ferite dovute ai rifiuti lasciati in giro. Insomma, una vera e propria discarica a cielo aperto, come ci dichiarano i responsabili dell'iniziativa Sandro Gorgone e Carmelo Talmi. Buongiorno a tutti, io sono uno dei surfisti di Agrigento, di San Leone. Pratichiamo il mare tantissimi giorni l'anno e siamo stanchi di dover pulire da soli ogni volta e portarci a casa la spazzatura che troviamo in giro, quindi abbiamo organizzato questo evento al quale si sono unite tante persone, oltre ai surfisti anche persone esterne al nostro contesto, anche gente che si trova qua si è avvicinata a noi e ha contribuito, hanno contribuito anche delle associazioni organizzate per questo, per la pulizia dell'ambiente. Siamo felicissimi. Qual è stato il risultato? Il risultato è abbiamo raccolto tantissima spazzatura di svariato tipo, dal vetro alla plastica, ai preservativi, ai gabinetti, ai lavandini, di tutto e di più.
Sperando che questa cosa possa sensibilizzare gli altri, adesso possiamo andare a surfare tranquilli, senza il rischio di tagliarci i piedi e col sorriso. Questo è soltanto uno degli spot in cui facciamo surf, questo noi lo chiamiamo Ponente, la zona accanto al porto di San Leone, il primo di tanti altri, ne faremo ancora di queste giornate bellissime. Noi speriamo di sensibilizzare tutti quanti, perché siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Se continueremo a buttare tutta questa spazzatura in giro, ne pagheremo con la nostra salute. È partito tutto da noi, tra amici, abbiamo fatto un gruppo Facebook e si sono unite tante altre persone e speriamo in altre persone che ci aiutino a pulire questo nostro posto. Qual è il fine di questa iniziativa, a parte quella di rendere i nostri spazi più puliti? Sensibilizzare la gente a fare attenzione. Rinizia. Vorremmo sensibilizzare la gente a tener pulito i posti in cui viviamo, ed è giusto farlo, e a non inquinare. Il comune di Aragona ha la sua casetta dell'acqua. Tonino Butera. Si inaugura questa mattina ad Aragona la sorgente in città, siamo con coloro che sono stati protagonisti di questa bella iniziativa che darà ulteriore lustro alla nostra cittadina. C'è il signor Minnella, c'è il geometra Sergio Miccichè che ha fatto un po' tutte le carte affinché questa cosa potesse andare avanti, e c'è anche il sindaco Peppe Pendolino. Signor sindaco, stamattina anche Aragona avrà la sua casetta dell'acqua. È una bella iniziativa che, quando il geometra Miccichè me l'ha proposto, ho sposato subito, perché voglio dire, era un servizio che mancava ad Aragona, dare la possibilità alla gente di un punto di erogazione di acqua in qualsiasi ora del giorno e della notte, anche nei giorni festivi. E tra le altre cose, la cosa più importante è che circolerà sicuramente meno plastica e quindi ci sarà più tutela per l'ambiente. Quindi mi complimento con il geometra Miccichè e il signor Minnella per l'iniziativa che l'amministrazione ha accettato, ed è contenta che finalmente, passo dopo passo, diciamo che non solo riqualifichiamo il paese, ma lo rendiamo un paese, diciamo, più vivibile e più normale. Che tipo di acqua sarà quella che gli aragonesi potranno attingere a questa sorgente, signor Minnella? Allora, si tratta di acqua microfiltrata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica. In più vi è un erogatore di acqua leggera, un'acqua a basso residuo fisso, per capirci tipo l'acqua Geraci, che è adatta per chi ha problemi di ipertensione, problemi di calcoli e patologie varie, per i bambini piccoli. Quindi un'acqua che permette di assimilare meno minerali e quindi essere molto più leggera. Geometra Miccichè, un servizio che potrà continuare, si spera, per diverso tempo, per tanti anni. Che tipo di contratto è stato fatto con la ditta? È stato fatto regolarmente un contratto per a tempo, chiamiamolo, che certamente dovrebbe essere rinnovato parzialmente ogni anno, ma tacito il consenso degli altri può continuare senza alcunché. Tra stanotte, sabato 27 marzo e domenica 28 marzo, si ripropone il consueto appuntamento con l'ora legale. Questo significa che alle 2 in punto è previsto uno scatto in avanti di tutti gli orologi, che si riposizioneranno seduta stante alle ore 3. Complice la bella stagione, da qui in poi le nostre giornate saranno molto più lunghe e la luce del sole ci farà compagnia fino a tardi. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.